Il prossimo incontro. "20.000 persone nel mondo muoiono di cancro ogni giorno. Questo si traduce in 8 milioni di vittime circa ogni anno, mezzo milione delle quali sono americani. Oltre 150.000 sono italiani. All'inizio del secolo scorso veniva colpita dal cancro una persona su 20. Negli anni 40 la stessa percentuale era salita ad una persona su 16. Negli anni 70 una persona su 10. Oggi una persona su 3 è destinata ad ammalarsi di cancro nel corso della sua vita. Oltre 1 milione di americani scopre ogni anno di avere il cancro. In Italia la stessa sorte tocca a circa 250.000 persone. Tutti costoro piombano improvvisamente in un tunnel oscuro che cambierà radicalmente la loro vita per molti anni a venire. Di fronte ad una sequela apparentemente infinita di esami medici, controlli, seconde opinioni, medicinali, nuovi test, operazioni chirurgiche, terapie di supporto, esami di controllo, si ritrovano in completa balia della malattia. Mentre si trova in quel tunnel, ogni paziente alimenta un immenso apparato medico che dà lavoro a centinaia di migliaia di persone, generando milioni e milioni di dollari di fatturato per le industrie medica, ospedaliera e farmaceutica. Dai laboratori di ricerca alle scuole di medicina, dalle cliniche di prevenzione alla vendita di farmaci su scala mondiale, oggi l'apparato medico del cancro è talmente esteso e costoso che ha bisogno dei suoi pazienti per sopravvivere, almeno quanto i pazienti abbiano bisogno dell'apparato. Ma per l'oncologia moderna oggi il cancro rimane ancora un mistero. Quelli che 100 anni fa erano veri e propri trabicoli di legno, capaci di alzarsi da terra di pochi metri al massimo, oggi sono diventati dei sofisticatissimi jet, capaci di raggiungere altitudini stratosferiche che viaggiano a 3 volte la velocità del suono. Quello che 100 anni fa era il gracchiare di un rudimentale telegrafo con fili di rame, oggi è diventato una rete globale di comunicazione in fibra ottica, grazie alla quale milioni di persone si scambiano contemporaneamente informazioni in tutte le direzioni. Quello che 100 anni fa era ancora un pianeta relativamente sconosciuto, oggi è stato illuminato a giorno anche di notte ed è stato esplorato in ogni suo angolo più remoto, al punto che possiamo visitarlo a qualunque longitudine e latitudine dal comfort di casa nostra. L'unica cosa che è rimasta immutata nel corso di tutti questi anni è l'apparente incapacità della scienza medica di comprendere e sconfiggere una malattia come il cancro. Perché?